Buonasera dal palazzetto Palazzo Maschini di Seregno, è l'11ª giornata del campionato di Serie 2 Girone A. Di fronte il Seregno e la BDL Minimotor Correggio, partita di vertice, quella di questa sera tra i padroni di casa e il Correggio, una partita che fondamentalmente il Correggio affronta in una situazione di classifica in cui era alla vigilia di questa Serie 2 preventivabile trovarla, ovvero al secondo posto in coabitazione del Trissino e quindi nelle parte alta della classifica, ma dietro un solo punto agli emiliani c'è il Seregno che in queste prime 10 giornate di Serie 2 ha inellato una grande serie di risultati positivi, è imbattuta in trasferta, una sola sconfitta qui con il Tiene, e considerando che ai playoff che piederanno via, il campionato si concluderà con l'ultima giornata, la 18ª e il 14 aprile, dal weekend successivo partiranno i playoff e promozione per la Serie 1 e visto che il Trissino non può partecipare in quanto farm team della serie della squadra che è testa al campionato della massima categoria, scalano di una posizione il Correggio che quindi sarebbe il secondo e il Seregno che sarebbe terzo a un solo punto dalla formazione di Ramon Pardo. Andiamo a vedere allora le formazioni delle due squadre in pista. Il Correggio che, come sapete, ha perso definitivamente per la stagione l'ex di turno che sarebbe stato, ovvero Dimone. Correggio con il portiere titolare che sarà al 72 Potenza, il suo subalterno è l'1 Sevari, poi con il 5 Gabbi, con il 7 Pedroni, con l'8 Menendez, con il 13 il Capitan Righi, con il 20 Caroli, con il con il 26 Caroli, con il 30 Sala, con il 55 Casari, con l'87 Olban. L'allenatore appunto è Ramon Pardo. Seregno con Leonardo Reggio tra i pali, il suo supplente è Lorenzo Uboldi, col 2 Velasquez, col 3 Fiazza il capitano, col 7 Tessarolo, 9 Lazzari, 30 Baghi, 33 Tremolada, 36 Febbo, il 18 Uboldi. L'allenatore è Luca Giaroli, manca Colombo, il ragazzino del 2011, quindi una rotazione in meno, sono in 9 i padroni di casa. L'arbitro è il signor Fontana di Milano e l'ausiliario è Simone Brambilla di Agrate, di due squadre che sono divise da un solo punticino dopo che il Seregno ha ottenuto la vittoria rimontando da 1-4 con un parziale di 0-4 nel secondo tempo al Durando Pietri. Ma vediamo a questa partita con Olban, Caroli, Menendez e Righi in pista, la formazione con questa maglia blu, i padroni di casa Fiazza, Tremolada, Lazzari e il Velasquez, e Santi Velasquez che è davvero cresciuto tantissimo, tanto prima, conclusione da lontano, attenzione, la palla resta lì e Leonardo Reggio va a parare. Scusate, c'è Santi Sala con il 30 insieme a Righi, Caroli e Olban, non c'è Menendez che parte quindi dalla panca. Ora attenzione, Velasquez si accentra, Velasquez su secondo palo per Tremolada che la tocca, recupera il rebound, attenzione Lazzari gira dietro porta e la palla che schizza davanti. Siamo partiti bene, 50 secondi, un'occasione di là, un'occasione di qua, due squadre che chiaramente promettono spettacolo. Seregno, Correggio che ha sicuramente la panchina più lunga e qualitativa della formazione padrona di casa, quindi diciamo una partita a run and gun, ovvero corri e tira, potrebbe agevolare sicuramente le verità degli ospiti, ma attenzione a questo Seregno perché davvero, vi abbiamo detto, la squadra che ha una maggiore attitudine alle rimonte, perché dopo magari nella prima pausa ve le racconto. Vi l'ho già citata, quella dell'andata e quella già basta. Ora Fiazza, laterale di destra, davanti a lui c'è Capitan Righi, Marco Tremolada dentro per Fiazza, sfida tra i capitani. Edoardo Righi anticipa il 3 seregnese, Olban testa alta, passa la metà pista, Casari passa la metà pista, poi per Caroli, ancora Righi. Caroli va lungo, è rimasto dietro Sala, la traversa con una giocata di Santi Sala, era rimasto dietro un giro, se l'era perso Velasquez, occasione colossale per il Correggio, la picadina di Sala, la palla che colpisce la traversa, abbiamo già la prima azione per gli highlights, poi il nostro Matteo Corbetta, il camera ne è Mauro Tettavanzi come sempre, ci faranno rivedere questa azione. Caroli, attenzione, e poi Reggio, la palla colpisce il corpo di Fiazza che fa di tutto per togliersi dalla direttrice di quella pallina. Lazzari apre per Santiago Velasquez, un minuto, anzi
2 minuti trascorsi, già 3 occasioni. Lazzari, c'è spazio, Lazzari va verso Potenza, attenzione a Potenza perché il bastone gli resta incastrato e la palla resta lì, ma viene salvato dall'intervento di Righi. Ora Sala. Sono 3 atleti che provengono dalle giovanili del Correggio, quindi dalla cantiera correggese. Casari, Righi e Caroli, che col lavoro di Graniei nelle ultime stagioni sono cresciuti veramente tanto. Ora Casari, centrale, va da Santi Sala, capocannoniere, qui col pattino Righi, ma ovviamente si può giocare, va di là Marco Tremolada, attenzione, prova a far passare una pallina tra Casari e Caroli, poi Righi la ferma col pattino Lazzari che poi detta la linea di passaggio a Piazza. Lazzari, il diagonale un po' strozzato, largo alla sinistra di Luca Potenza, l'anno scorso al Pico Mirandola, quest'anno chiaramente ora è diventato il titolare. Sala ha una bordata con la spallina così di intuito Leonardo Reggio, e ora Mauro Piazza, laterale di destra. 2 minuti e mezzo e già 3 buone occasioni da una parte, 2 anche per il Seregno dall'altra, sicuramente più importanti con la traversa di Santi Sala. Reggio che è partito meglio dei padroni di casa, anche se la traversa di Sala nasce da una distrazione. Attenzione Piazza, e poi è bravissimo Sala, recupera con Righi, contropiede a 2, Righi sotto gamba e poi la palla va dall'altra parte. Fontana fa correre Lazzari, bravo Ale Caroli a intervenire pulito sulla pallina. Lazzari lo va a contrastare, è bravissimo Alessio Caroli a guadagnarsi un fallo e anche una ramanzina da Giorgio Fontana, che lo riprende per la lamentela, e quindi reverguito numero 26 Ale Caroli, e ammonito anche Ramon Pardo con Santi Sala che rischia di prendere una manata, avete visto, da Giorgio Fontana, e quindi per le proteste ha ammonito l'allenatore spagnolo. Ora sale Ale Caroli, ancora Ale Caroli, chiude Lazzari. Caroli contro 2, raddoppio, ma esce bene Righi, occhio perché c'è Casari al volo, cerca il tiro spazzato, Santi Velasquez lo contrasta, Casari guarda Fontana, Fontana dice che si va avanti a giocare, il fallo è contro Lazzari. Adesso un momento di leggera confusione. Inizio della partita veramente di pregevolissimo. Ora recupera la pallina Casari, scambia con Righi, arriva Caroli. Sala che parte da dietro, grandi qualità tecniche e balistiche per Santi Sala. Un'occasione sulla più colossale, la traversa. Attenzione, intanto fallo di squadra contro Edoardo Righi. Fontana dice: se l'hai spinto il fallo è tuo, e dunque falli di squadra già 3 complessivi, 2 sulle spalle del Correggio, 1 fischiato in precedenza al Seregno. Ora questa pallina che viaggia per 30 metri in diagonale sulla stecca di Velasquez, che in realtà non attendeva al passaggio, era voltato di spalle. Marco Tremolada, c'è il taglio di Piazza, la difesa da parte di Ale Caroli, poi va col fisico Santi Sala su Tremolada, una mano, il fallo di Sala, e dunque del classe 2005 su Tremolada si è persa una ginocchiera, e quindi bisogna ripartire con gli atleti che abbiano tutte le protezioni sul corpo. La ginocchiera è quella di Santi Sala. Terzo fallo di squadra già per il Correggio dopo 5 minuti e 8 secondi. Adesso Piazza in centropista, Lazzari, rovescio da lontano, Luca Potenza agevole, addomestica Casari per Sala. Attenzione alla progressione di Santi Sala che scarica per Caroli. Era troppo forse di una spanna arretrata con la pallina per Caroli. Ora adesso qua la lettura difensiva di Gioele Lazzari, parte Piazza, viene servito Piazza e poi attenzione perché recupera la palla al Seregno e arriva a salvare Sala sulla riga, poi Piazza fuori
Mamma cosa ha salvato Santi Sala sulla riga. È un replay. Seregno che ha avuto un'occasione colossale. Qui forse c'era anche il fallo in area da parte di Casari. Poi la palla arriva lì e l'anticipo di Sala che la toglie dalla disponibilità di Lazzari. Vi dicevo di Gione Lazzari la settimana scorsa a Valdagno nella vittoria del Seregno, grande protagonista. Una partita davvero tra gol e assist di grande intensità. Ora Ale Caroli attaccato da Fiazza, capita Righi, laterale di destra davanti a sé Velasquez. Il passaggio di Righi deve arrivare in emergenza. Sala che parte sempre da lontano, si accentra, ha una grande conclusione, la palla colpisce il corpo di Velasquez, resta lì ed è un rigore in movimento per Ale Caroli che la mette alta. Pallinata che ha colpito Santi Velasquez, bel livido per il 2 argentino, che però stringe i denti, va avanti a giocare. Crescita notevolissima di Velasquez in questi ultimi 2-3 mesi. Qui Tremolada prova un tocco al volo di prima con una palla che arriva in diagonale, entra Mauro Menendez, quindi cambia un po' l'assetto tattico del Correggio, che adesso ha un grande tiratore dalla media e dalla lunga distanza come Mauro Menendez. 30 anni a novembre per Menendez, ormai. Attenzione che Fiazza lascia la stecca in mezzo alle gambe di Caroli, non è fallo per Fontana e quindi Caroli non può neanche accentuare le proteste. Rasoterra di Velasquez perché è stato appena riverguito verbalmente da non ammonito ma solo verbalmente da Giorgio Fontana. Eccolo qua Are Caroli, infatti la stecca è rimasta tra le gambe. Occhio qui perché scarica per Sala questa palla che colpisce la traversa, una pallombella messa in mezzo per una spizzata, una piccadigna, e invece la palla ha concluso la propria corsa sulla parte superiore del ferro della gabbia. Qui Tremolada col fisico su Menendez e c'è il tiro di rigore per la spinta di Marco Tremolada su Mauro Menendez. Lo rivediamo, guardate in mezzo all'area, attenzione, qui c'è da fare sportellate e guardate con il fisico Marco Tremolada spinge Mauro Menendez. Giorgio Fontana fischia il rigore dai 5,40, va a Santi Sala. Correggio che sui tiri di rigore in stagione viaggia solo 2 su 9. Per Sala sono 3 su 8 in stagione, ma 1 su 5 in campionato. 20% per Santiago Sala, ma per tutto il Correggio 3 su 15, quindi 20% complessivo per il BDL. Il Seregno invece viaggia con il 50%. E ora attenzione a Santi Sala dai 5,40 contro Leonardo Reggio, che para anche questo. La percentuale di Reggio è facile, è il 100%, perché su tiro diretto Reggio non ha mai preso gol, lo ha fatto solamente su ribattuta dopo parata o dopo un ferro. Quindi su tiro diretto da fermo Leonardo Reggio è il 100%. Questi giorni vanno di moda le percentuali di Damian Clara, il portiere della nazionale di hockey ghiaccio, che è arrivata, le cui prestazioni sono arrivati veramente a tutti. Ecco, più o meno Reggio siamo così. Qua un'altra parata sulla conclusione di Casari, 2 traverse, almeno altrettante, buonissima occasione per il Correggio, ma occhio al Seregno. Sta palla dentro a mezza altezza di Velasquez, fallo di stecca alta di Edoardo Febo. È entrato Febo, è uscito Tremolada. Due cambi per parte perché è entrato anche Emanuele Pedroni con il 7 alto, prodotto del vivaio correggese al posto di Sala, quindi una punta pura per un'altra punta
di ruolo. Pedroni va, però Velasquez lo attacca e lo ferma, attenzione perché riparte un 3 contro 3, Febo centrale, Febo, il miracolo questa volta lo fa col guanto, Potenza, dico miracolo perché non ha visto partire la pallina e di puro istinto con la manona sinistra è andato a togliere una grande sfera, poi Febo troppo lento qua, Pedroni nel scegliere la soluzione ideale si è accentrato, non ha tirato, non l'ha data via, è arrivato Febo ma il correggio fa, attenzione Lazzari che scippa questa pallina, Caroli, Lazzari davvero on fire, occhio perché qui Casari poi è a terra, tocca la sfera, Fontana è punizione per il Seregno, 0-0, 2 traverse e un rigore fallito per gli ospiti. Ora punizione dall'angolo, c'è un cambio, fuori Gele Lazzari che ha veramente 9 minuti e 7 secondi di energia e dinamismo dentro Riccardo Tessarolo, ma fa ruotare i suoi, c'è pronto anche Luca Vaghi al cancelletto, Febo, Tessarolo e Fiazza, laterale di destra, Mauro Fiazza fa saltare questa pallina e poi il fallo è di Casari per questo intervento su una palla poi alta. Punizione dal limite, c'è Menendez che non dà i 3 metri, gli chiede Febo, allontana l'argentino Fontana, poi Fiazza dentro una pallina velenosa che resta lì, Tessarolo che prova con la deviazione, la palla esce dall'altra parte e poi Pedroni abbassa la testa, spinge, Pedroni sale, trova molto bene Caroli e poi sulla parata di Reggio arriva Mauro Menendez che al 9:35 infila il vantaggio del Correggio. Partita a 200 all'ora, guardate 3 contro 2, gran passaggio di Emanuele Pedroni, accelerazione devastante e dunque l'assist per Caroli, la conclusione, la ribattuta di Reggio e poi il sacca porta vuota Mauro Menendez, Tessarolo va da Fiazza, ancora Febo. Gioca con Menendez, palla alta, Febo e Menendez, viene via il numero 8, contrastato proprio da Fiazza, arriva Tessarolo, ancora Menendez, la palla è sulla sua stecca, arriva Fiazza, non è fallo, Menendez si è fatto il periplo tra i lati della metacampo seregnese, 60 metri praticamente ha pattinato. La conclusione di Casari, Vaghi è voltato, la palla colpisce il parastinco, ora è Tessarolo che va via, molto bene a Pedroni, Tessarolo a una mano, Febo sta per intervenire ma Luca Potenza toglie questa pallina, ancora Febo, gira dietro porta, Febo fa protezione, esce da Vaghi, Vaghi guarda Fiazza e lo va a servire, poi scivola ed è Tessarolo, Febo non è una linea di passaggio, la Tessarolo deve tornare da Vaghi, Vaghi nell'angolo, 25 secondi di azione, Seregno che è stata così bloccata, attenzione perché non c'è il cambio difensivo, esce col pattino Luca Vaghi in allungo con il pattino estensione sinistro, adesso si è alzata la marcatura, quello che cercavo di dire, si è alzata la pressione del Correggio e Seregno che perde un'altra pallina, la seconda consecutiva senza costruire nulla, schiacciata dalla pressione correggese, adesso c'è in pista anche Olban, Febo va su Pedroni che fallo di squadra per Febo, time out per Giaroni, dunque 1-0, 13:44 decide il gol di Mauro Menendez.
Torniamo dopo il time out e dunque 1-0 il gol di Menendez, mentre come potete vedere è già in pista il Seregno, ma ha voluto parare su ancora Ramon Pardo, anche se il Correggio in questo inizio di gara, questo primo quarto scarso di partita, ha fatto vedere tante belle cose, 2 traverse e un rigore fallito e il gol del vantaggio, il peso di Menendez, la velocità di Manuele Pedroni, occhio, attenzione, la grande conclusione di Sala e la grande parata con il casco di Leonardo Reggio. Santiago Sala quando accelera ha veramente numeri da categoria superiore. Ora Olban con Pedroni, Menendez e Sala. Pedroni Sala, coppia offensiva forse tra le meglio sortite dell'intera Serie A2. Qua a livello offensivo di punte di velocità. Qua non a caso 2 traverse e il gol nasce da quell'accelerazione proprio di Manuele Pedroni. Ancora Pedroni salta, Reggio poi scarica una pallina a metà tra Olban e Sala. Sala si accentra, prova a accelerare anche la velocità di esecuzione offensiva, cerca un po' più di velocità. Pedroni sterza, si accentra, carica, tira, rasoterra Leonardo Reggio lì fermo in pantaglia, la palla gli finisce sotto il corpo e dunque Correggio ancora pericoloso. Positivissimo l'ingresso di Pedroni, così come quello di Menendez. Occhio perché Tessarolo prova a ripartire, c'è Menendez su di lui, Tessarolo fa protezione da Menendez, è molto bravo e adesso ha una mano, e qui è evidente la spinta di Menendez su Riccardo Tessarolo, che è bravo a fermarsi e a far sentire il peso della spinta difensiva in contrasto dell'argentino, che peserà il doppio di Riccardo Tessarolo, e il ragazzo cresciuto nei giovanili del Bassano. Ora già che però è chiaramente qui a Seregno davvero ha avuto una crescita e una maturazione quasi inaspettate per il livello di gioco di Riccardo Tessarolo, di altissimo livello in questi anni con Luca Geroni al Seregno. Sapete, la supervisione già da quest'anno di Tommaso Colamaria e di Ricky Alberio, il vice di Geroni. Fiassa e slalom, Menendez lascia lì il bastone, qui c'era molto per un fallo di squadra. Pedroni finta, lascia lì la sfera, poi riesce Sala ad evitare l'intervento di Febo e a recuperare Olban. Ancora Matteo Olban, 2007, giovanissimo anche lui. Qui Pedroni, palla dentro, bravo Febo a fermare proprio Olban. Tessarolo, Pedroni, Veronica si libera, fuori questa sfera per Olban, che se più giovane in pista ora è il 2009, che è Luca Vaghi. Occhio Pedroni, gancio, sterza ma poi scivola, Vaghi non riesce ad arrivare. Eccoli qua proprio i 2 più giovani, Olban e Vaghi, si lotta su quella pallina. Olban con mestiere mette dentro, va Reggio sul secondo palo, lui allungarsi sul secondo palo per Reggio è attenzione, Febo resta dietro un giro, la palla verso Fiassa, è un filo troppo lunga, poi Fiassa non riesce a toccarla, scivola Tessarolo, il ginocchio è per terra, Fontana fischia e dunque momento di rifiattare. Ora si riparte, Santiago Sala, l'accelerazione, va da Olban,
Bravissimo, perché Reggio gli si è parato di fronte, lui ha cercato una piccadina, cioè di allungare verso l'interno, poi Sala rasoterra Menendez, Fiazza che va a chiudere, a evitare che Menendez colpisca. Ora ancora Olban, centrale, Vaghi tocca, Tessarolo per poco non rifila, mezza Veronica, bravi a media vuelta a dare da Sala, poi Sala per Olban, centrale con Olban scarica, Manuele Pedroni, si alza Febbo, si alza anche Tessarolo, momento in cui il Correggio ha alzato i giri del motore, qua c'è un blocco di Santiago Sala in movimento, Febbo ne resta vittima, Fontana vede tutto, i falli di squadra sono complessivamente 10, equamente divisi tra le due squadre. Luca Vaghi dentro, Fiazza di prima con una giocata un po'... Attenzione quanto intanto Menendez va col pattino, ma il suo interno sinistro è troppo alto, rischia di toccarla anche con la parte del corpo. Ma poi il Correggio che recupera, Manuele Pedroni. Olban per Sala, pattina veloce. Chiesto più velocità Pardo ed è visibile ancora la ginocchiera di Santi Sala che si perde, esce Fiazza, già ha dei problemi, ha probabilmente l'aggancio, qui perde una stecca Tessarolo, va di là Vaghi, ancora Vaghi è in 3 il Seregno, poi Vaghi attaccato da Sala, raddoppia Pedrone, salva Febo e poi arriva proprio Tessarolo che era rimasto con la stecca incastrata sotto la balaustra dietro la porta di Reggio, rientra Gioele Lazzari. In questo momento senza Lazzari e Velasquez ha sofferto un po' il Seregno, poi Tessarolo si schiatta contro Pedroni, va di là 3 contro 2, Menendez, attenzione Pedroni secondo palo, bravissimo Lazzari con il pattino a catalizzare una pallina, un altro Gioele Lazzari, come tutto il blocco della formazione che attualmente occupa il quarto posto in classifica, a un solo punto dalle seconde che sono a pari merito proprio Trissino e Correggio. Ora Fiazza, anche se in questo momento il Correggio è avanti, quindi andrebbe a più 4 sul Seregno, ma insomma il Seregno è partito con le velleità di salvezza dopo la Coppa Italia, un pareggio una prima giornata sotto 1-6, ha pareggiato 6-6 col Montebello, fallendo una mezza dozzina di chiarissime palle gol, colpendo anche 4 pali. Da lì il Seregno ha poi disputato altre 7 gare di Coppa Italia, perdendole tutte. Leonardo Reggio al debutto in assoluto dopo la partenza di Pippo Dimmone ha avuto un crescendo con lui tutta la squadra che ha davvero alzato la qualità di gioco a livello difensivo, a livello complessivo, a livello tecnico e questo ha portato a un campionato in cui dopo la vittoria proprio di Correggio, dove il Seregno anche lì ha rimontato da 1-4 andando addirittura a vincere 5-4 con un parziale di 0-4 al Dorando Pietri e poi così anche col Sandrigo sotto 3-1 a 1 minuto e 10 dalla fine ha trovato il pareggio per 3-3, è andata sotto a Montebello 2 volte, ha vinto 3-2, è andata sotto a Bassano, è riuscita a pareggiare 4-4 e è andata sempre sotto a Trissino pareggiando 3-3 e addirittura con Recoaro era sotto 0-3, ha iniziato il secondo tempo con il sangue agli occhi, è riuscita a vincere poi 4-3 in rimonta, una squadra che ha davvero un carattere pazzesco e anche dalle dichiarazioni del duo Geroni Alberio è una squadra che ha un carattere, un cuore davvero insospettabili, anche perché così se vogliamo mettere anche dal punto di vista dei bookmaking era un underdog totale il Seregno, perché partiva davvero da una situazione di un punto in 8 partite della Coppa Italia, ma le Coppa Italia si sa, insomma lasciano un po' il tempo che trovano, se non sono le squadre favorite a vincere i propri gironi. Tiene in questo caso Correggio nel girone del Seregno e tiene nell'altro girone, poi c'è stata la semifinale, come sapete ha vinto proprio martedì, ha vinto il Tiene che farà la Final Four di Coppa Italia. Invece Seregno ha utilizzato queste partite per lavorare, si è trovata al campionato, poi ormai le giornate, questa è l'11ª, una sola sconfitta finora, questo è un passaggio da non fare per chiunque, non perché sia il Seregno, ma perché è un passaggio in orizzontale, con la squadra in pressione che sta salendo, è davvero un errore, ma cosa vuoi fare a un ragazzo del 2009, lo si può tranquillamente perdonare. Ora Santi Velasquez per Riccardo Tessarolo, 8:25 alla fine, scivola Velasquez, accusa anche il colpo, invita a alzarsi Olban e poi Vaghi
Olban si scusa anche con l'avversario. Tessarolo che va di prima sventagliata a cambiare lato per Lazzari, qui Potenza la lascia lì e poi Lazzari dietro porta, Menendez che cura il palo e va a fare protezione sul portiere, così Lazzari esce e poi la conclusione di Tessarolo, la palla fuori di poco. E questo era il primo sussulto dopo che per tanti minuti il Seregno non si è presentato dalle parti di Potenza. Poi insomma un paio di parate importanti per l'ex portiere del Pico, ora proiettato con l'infortunio di Dimone, che non è più nei roster della formazione emiliana, a ruolo di titolare Luca Potenza. Ora Pedroni nasconde la pallina a Vaghi, poi viene raddoppiato da Tessarolo e Velasquez deve correre per i quattro cantoni e poi Olban va a schiantarsi contro Luca Vaghi. Bella questa sfida tra i due ragazzi più giovani in pista, perché Matteo Olban è un 16 novembre 2007, invece Luca Vaghi è il 19 marzo 2009. Adesso questa palla dentro, Sala trova una deviazione, poi va a recuperare il rebound, la palla resta lì, correggio pericoloso, Olban bravo a fare protezione a Lazzari, poi gira Sala, attenzione, è successo qualcosa. Ha preso la pallinata credo Vaghi e quindi c'è il cambio, rientra Tremolada. Fontana è stato avvisato da Brambilla dell'infortunio del ragazzo, quindi c'è Tremolada con Fiazza, Lazzari, Velasquez, dall'altra parte Olban, Pedroni, Sala e Menendez. È un po' che non vediamo anche Righi, che ha giocato solo inizio di partita. Piazza per Velasquez, sinistra, va via, occhio perché c'è mezzo Piazza, la pallina è perfetta e Potenza alla forse l'occasione più grande per il Seregno. Luca Potenza se la trova lì, ottimo il taglio di Piazza, ottimo l'assist, attenzione il fallo di squadra di il settimo contro Pedroni che ha agganciato Piazza. Ora Velasquez va a lungo per Luca Vaghi, Vaghi poi inciampa ed è con un ginocchio per terra. E bravo Fontana a fischiare il fallo al, scusate, Febbo che ha un ginocchio per terra, quindi punizione sacrosanta in favore del Correggio. Ora c'è Potenza che va a pulire la maschera. Luca Potenza, classe 2002. A giugno compierà 24 anni. Si riparte con il Correggio. Santiago Sala centralmente, accelera Casari, poi non riesce a servirlo, c'è Caroli doppio cambio, quindi Sala, Caroli, Casari e Menendez, tolto Pedroni, il Ramon Pardo, i Lazzari, Velasquez, Febbo e Piazza. 6 eventi alla fine, situazione falli di squadra importante, 7 già contro il Correggio, 5 contro il Seregno. Probabile che vedremo entrambe le squadre al tiro diretto per il 10° fallo, mentre l'unica conclusione da ferma dai 5:40 ancora Reggio, davvero monumentale su Sala, spagnolo, che è stata una spina del fianco. Occhio qui, Molina la stecca a vuoto, ma cadono i 45 secondi. Casari. Dunque si parte con la punizione per il Correggio, vertice alto dell'area difensiva nella formazione bianco-verde. Occhio perché Febbo va centralmente, Menendez e Caroli chiudono, Menendez, Caroli arriva, Santiago Velasquez prova ad andare di là, Fiazza, attenzione per Febbo, Menendez aveva stoppato una pallina che è rimasta lì in mezzo alla pista, pronta per Fiazza. Poi Velasquez, il rovescio, la palla è larga, Menendez e Velasquez, i due si sono saltati con un abbraccio, d'altronde
connazionali. Fa Ale Caroli, Casari si propone Menendez, Velasquez su di lui, poi da lontano Sala che però manca il primo controllo, arriva Lazzari ad attaccare il numero 30 in casacca blu e recupera la pallina Lazzari con tutta la gara e l'intensità possibili proprio per... Attenzione, intanto Velasquez si alza da solo, si lancia da solo, Potenza va con la stecca dietro la porta, Fontana dice che si può continuare e qua c'è il fallo, è l'8º fallo di squadra contro Santiago Sala che aggancia Velasquez. Fontana fischia il fallo e dice no, non è blu, è solo fallo di squadra e dunque il time out di Ramon Pardo, 4:51 alla fine, decide per ora il gol di Mauro Menendez. Il time out dunque di Ramon Pardo, 4:51, quintetti invariati, Sala, Caroli, Menendez, Casari e Velasquez, Febo, Fiazza, Lazzari. Situazione falli, come vi dicevo in antecedenza, importante, 8 già i falli di squadra contro il Correggio, 6 contro il Seregno, la partita ad alta intensità. Ora Febo, laterale di sinistra, finta, poi ci sono in mezzo Lazzari e Fiazza che si aprono, adesso l'area in situazione offensiva è sguardita, si deve ripartire quindi da lontano, si alza molto la difesa del Correggio che quindi chiama ancora intensità anche nel time out precedente. Dopo il time out la difesa correggese, vedete, aveva alzato l'intensità e recuperato un paio di palline importanti, lo ha fatto adesso Ale Caroli che poi va da Casari per una spanna, la pallina sarebbe anche lunga, poi Velasquez va in sponda, Febo si scosta per lasciare andare via l'argentino e poi Luca Potenza la trova lì, palla a 2, Velasquez parte, accelerazione 30 metri in velocità, il rovescio, Potenza chiude il suo palo di sinistra ed è ingaggio, palla a 2 con la sfera che finisce addosso al corpo di Casari e dunque punizione per il Seregno, perché la palla ha colpito Caroli sul palla 2, ha colpito anche se involontariamente ovviamente Casari in mezzo al petto. Posizione del Seregno, si va da Fiazza, Fiazza attacca a tutti e 45 secondi a disposizione la formazione di casa. Mauro Fiazza, palla lunga ma poi Ale Caroli la stoppa lì, 2 palline ben recuperate per Caroli, laterale di sinistra, ancora Caroli, Lazzari, poi Casari davanti a sé, Fiazza parte da lontano in velocità, porta un blocco e poi taglia Casari, si invece parte ancora da Sala, Velasquez lo ferma ma è molto molto lesto Caroli a recuperare questa sfera con Velasquez senza l'aiuto di Ale Caroli. Velasquez sarebbe dato in 1 contro 0, però non è proprio la piatto forte della casa, perché più volte il testa a testa di Velasquez quest'anno non è stato efficace. In compenso Santi Velasquez trova dei gol importanti in tutt'altro modo a livello anche balistico. Finora Velasquez 11 gol in campionato e 4 in Coppa Italia, 18 partite e 15 gol per uno che insomma non sarebbe propriamente un attaccante. Con 4 doppiette e tutte utili a fare tanti punti. Domani altra giornata per la Serie A2, scusate, stasera, domani ci sarà solo Recoaro Sandrigo, stasera Roller Bassano avanti 3-0 sul Valdagno e attiene il Montecchio. A sorpresa sta vincendo 2-0 sul Tiene.
il gol di Lo Guercio e Davide Zanini. Siamo alle soglie più avanti, la partita di Montecchio, manca un minuto e poco più alla fine del primo tempo, già all'intervallo invece Roller Bassano Valdagno, Pelva, Totele e Biasini per il Roller. Qui invece si lotta, già 15 falli di squadra, sono tantissimi, mai visti in un primo tempo così tanti in una partita del Seregno. 8 contro il Correggio e 7 contro il Seregno. Io vi avevo detto che sicuramente si arriverà ai 10, facile arrivare anche ai 15. Qui il fallo, ecco l'ottavo, giusto, 16 complessivi. Febo su Ale Caroli. 2 secondi alla fine, uno deve tirare, Caroli, scadono i 45 e per la seconda volta il Correggio arriva ai 45 senza riuscire a trovare la conclusione. Occhio perché è arrivato anche il nono fallo di Mauro Menendez. Raramente il Seregno arriva a tirare col fallo del decimo, il tiro diretto per il decimo fallo, qui addirittura a 185 secondi dalla fine del primo periodo, e con una discreta anche media, un 50% sul tiri diretti. Ora Fiazza va in sponda, poi c'è il taglio, Febo prova ad andare sul secondo palo, ma c'era sia Caroli che soprattutto Casari davanti a sé, nella linea di passaggio immaginaria di Febo, che era quella dettata gli dà la voce di Lazzari. Poi Santi Sala, davanti a sé Santiago Velasquez. Ora Sala va da Menendez, arriva Casari per giocare dietro porta, lo attacca Velasquez, pulito, poi la stecca resta sotto il corpo di Casari, già di là Febo si accentra ancora, Febo dentro per Lazzari, agganciato col bastone. Questo era rigore grosso come una casa, lo voglio rivedere Corbetta perché era veramente l'aggancio col bastone, mi sembra più chiaro del mondo. Poi Fontana ha avuto un attimo di esitazione, convintissimo che lo fischiasse. Ora Fiazza da Febo, poi Lazzari gira dietro porta, la palla è lì, Febo e poi devia Menendez. Adesso Seregno che ha avuto un paio di occasioni importanti, quella davanti alla porta con l'aggancio con bastone mi sembrava abbastanza netto. Però insomma Fontana era lì a 4 metri, qui Menendez con una volée, stoppa la pallina, va da Caroli di là, grandissima parata di Leonardo Reggio, questa è da copertina, il Correggio ha giocato a manuale, 4 passaggi di prima, tiro a porta vuota, ma Leonardo Reggio in tuffo. Questa la devi fare vedere più volte a Matteo Corbetta perché ha fatto una parata pazzesca. Quando finisce il tempo, se non ci sono interruzioni, prima il rigore che non con la situazione particolare e poi questa parata pazzesca di Reggio, il tuffo sul secondo palo. Occhio perché Febo è rimasto indietro Velasquez, Febo anticipa la pallina, la indirizza proprio verso l'argentino. 1,06 alla fine. Seregno che nei finali di tempo è sempre molto incisivo. Ora Fiazza, Correggio che ha alzato prima la difesa, poi la attenzione Velasquez, poi Caroli recupera la sfera. Correggio che ha alzato la difesa dopo il time out, ma poi col trascorrere dei minuti la difesa correggese abbassa un attimo l'intensità. Ora è Casari, attacca Fiazza che per un attimo recupera la sfera, 34 secondi alla fine, non può andare fino in fondo, occhio perché questa pallina è pericolosissima, perché c'è Velasquez, Caroli si salva, Febo, Caroli dietro Menendez, gancio molto bene, ma poi deve rifugiarsi in angolo. Ci sono 4 secondi di differenza tra il cronometro di 45 e quello del primo tempo. Arriva Lazzari su Caroli, la palla a 2 e vediamo perché se la recupera il Correggio avrà solo 10 secondi per tirare, se la recupera il Seregno potrà andare fino in fondo, ne mancano 13 e 20, anzi 13 e 25 i secondi, 13 secondi e 25 centesimi in questo caso. Ma invece la recupera il Correggio che quindi può andare fino in fondo. Qua Menendez sul secondo palo, Reggio, mentre la suona la sirena, Sala la può mettere dentro, ma prima di salutarvi Corbetta facci vedere la parata di Reggio perché questa è davvero qualcosa di fantastico. E poi
la situazione, quella, eccola qua, vediamo la parata, 1, 2, 3, porta vuota, no, ci arriva in tuffo, mamma Leonardo Reggio, qui abbiamo in ascolto Toto Bastias che se ne intende e come di portieri. Qua, eh sì, questo è rigore tutta la vita. Potenza agganciato da dietro Lazzari. Questo era veramente un rigore solare, sembrava già netto senza il replay. Ma così è andata, Fontana non l'ha visto e quindi si riparte dall'1-0. Noi ci sentiamo tra 8 minuti.
Bentornati al Palazzo Maschini di Seregno, è il secondo tempo di una bellissima partita tra il Seregno e la BDL Minimotor Correggio. Sempre Paolo Virdi a raccontarvela. 1-0, gol di Menendez con un capolavoro nel finale di Leonardo Reggio, che ha tolto un gol già fatto dal Correggio in tuffo sulla destra in un cortopiede da manuale, 4 passaggi di prima, palla da buttare dentro e dunque, anzi 3 passaggi e un tiro. Reggio invece si è tuffato da palo a palo con una rapidità pazzesca, è davvero un grande gesto confermato anche da uno dei migliori preparatori di portieri italiani, ovvero Toto Bastias, con cui insomma ho avuto il piacere di avere una chiacchierata informale tra il primo e il secondo tempo. È sempre un piacere avere un personaggio come Toto Bastias. Ora devo dire anche ottima spalla nelle telecronache, Francesco Ferrari lo sa molto bene. Ora Lazzari prova a mettere in mezzo una pallina con Menendez, Casari, Olban e Righi, eccolo qua, ha giocato l'inizio di partita ma poi Ramon non l'ha più utilizzato, cavalcando l'asse Sala Pedroni, che nei minuti in pista hanno fatto benissimo i due. Ora Menendez si accentra, ancora Menendez su rovescio, attenzione perché può far partire una sassata, bravo Lazzari. Attenzione anche alla situazione falli, 9 contro il Correggio, 8 contro il Seregno, già a fine primo tempo, occhio, testa a testa, Tessarolo, potenza, paragone enorme per il Seregno in apertura di ripresa. E dunque questo secondo tempo si apre con l'occasione di Riccardo Tessarolo, testa a testa, poi anziché chiudere il gancio sul secondo palo, Potenza ha fatto quei 20-30 centimetri in avanzata e ha chiuso lo spazio al numero 7 del Seregno. Dunque si apre con una colossale occasione per i padroni di casa, forse la più grande. Questa palla dentro, a una mano Tessarolo, Righi fa ottimo mestiere, poi la piccadigna che però resta sulla stecca di Olban, parte con Caroli e bravo Fiazza a mettere la stecca davanti, poi c'è il raddoppio di Tessarolo, esce Fiazza con la pallina sul bastone. Tessarolo, due ottime cose in questo inizio di ripresa. Ora capitano del Seregno con Casari che dentro porta lo va a contrastare, è schiacciato il Correggio in questo momento, Tessarolo tira e Potenza la vede all'ultimo come nel primo tempo. La situazione è analoga adesso col quattro destro, nel primo tempo col sinistro. Conclusione con l'uomo coperto, qui Righi fa un gran lavoro ma da dietro porta torna 30 metri nella propria metà pista. Ora Casari, accelerazione centrale, Casari, tutto bene, attenzione Righi e poi una finta, Tessarolo addosso, Menendez che lavora a ridosso della metà pista, la sua zona più congeniale. Ora Olban prova a mettere in mezzo, Reggio devia, la palla si smorza sul corpo di Righi, occhio perché Velasquez gancio e Menendez intervento da califfo difensivo, poi riapre, occhio a Olban, arriva lato debole, Casari è indietro, quelle due spanne, non può ricevere la sfera. 3 minuti divertenti come lo è stato tutto il primo tempo, in cui Correggio ha fatto sì qualcosa in più del Seregno e nel quale pesa anche un colossale rigore non dato al Seregno. Qui una bella pallina con un aggancio netto di Potenza sul bastone di Giuele Lazzari, era proprio solo davanti al portiere. Ora Menendez si libera di Velasquez, arriva Tessarolo che lo ferma pulitissimo, Velasquez va di là, attenzione perché scatta Lazzari poi conclude la sua corsa in diagonale portando verso Velasquez anche il proprio difensore, quindi chiudendo uno spazio, una luce possibile. Poi Fiazza dentro e Tessarolo sul secondo palo, Riccardo Tessarolo un fattore in questo inizio di secondo tempo. Anche a Olban, secondo palo Menendez, e indovinate un po' chi c'è a chiudere la diagonale difensiva, ancora una volta Leonardo Reggio, qui protezione e tiro di Fiazza, Riccardo Tessarolo va nell'angolo, poi si accentra, una mano e poi riesce a salvare, clamoroso autogol di Riccardo Tessarolo con un errore non da Leonardo Reggio che esce dalla porta, la palla gli salta sulla stecca. Mettiamola così un po' sul ridere perché davvero il 2-0 nasce dalla goffaggine di uno che ha disputato 11 partite e qualcosa in meno per i tempi giocati da un Boldi, davvero da miglior portiere della Serie A2. La palla gli salta sulla stecca e bisogna solo fare un applauso a Leonardo Reggio che deve fare una sola cosa, lasciarsi alle spalle l'errore. Ci sono 20 e 51 ancora da giocare
e un errore che capita al portiere. Voglio dire, così mi viene sempre in mente il mondiale di La Roche-sur-Yon, quando richignata con la nazionale italiana una delle partite di qualificazione contro il Sudafrica fece partire dalla sua area una pallina deviandola al portiere del Sudafrica, un po' come Reggio adesso, se la fece passare e fece gol da porta a porta. Ha segnato poi anche Grimalte in una partita di campionato, ma quella volta poi il portiere del Sudafrica non si fece più vedere. Le leggende narrano che non giocò proprio più a hockey dopo quel campionato del mondo. Leonardo Reggio è uno al quale nessuno gli segna su tiro diretto e difficilmente avete visto la parata a fine del primo tempo. Questo è un infortunio e deve solo lasciarsi alle spalle, perché davvero è raro. Poi tra l'altro lui non si alza mai, nel senso che è sempre in pantaglia perenne, cioè sempre con le gambali a coprire il rasoterra anche nelle situazioni in cui potrebbe usare la stecca. Qui è stato beffato dal momento, ma insomma, classe 2005, giovanissimo, le cui qualità sicuramente non vengono minimamente scalfite da questo svarione difensivo che porta il 2-0 al Correggio, quando il Seregno invece si era trovato con Tessarolo in un testa a testa, ma anche in un paio di situazioni. Ma occhio, perché c'è una squadra che sa rimontare, che non ha grosse problematiche mentali quando si trova sotto. È il Seregno, che come vi ho raccontato alla fine del primo tempo, alla fine del time out del primo tempo, insomma, ne ha rimontate da 1-4 a Correggio. È stata l'unica squadra a rimontare 4 gol al Correggio, vincendo 5-4. Le ha rimontate tantissime. Qui l'ultima con Recoaro sotto 0-3 e con Sandrigo sotto 1-3. Qua Velasquez, occhio, Lazzari si gira, va da Velasquez agganciato da Righi, attenzione, perché è un tiro di rigore per il Seregno. Grande giocata di Lazzari, la palla per Velasquez, rigore per il Seregno, e dunque può riaprire i conti, che sono tutt'altro che chiusi in questa partita, anche perché 9 falli di squadra proprio sulle spalle del Correggio, 8 per il Correggio. Qui Fiazza contro Potenza, la parata di Potenza, arriva Fiazza, la ribattuta Potenza, e ancora questa volta il rigore lo fallisce il Seregno. Un rigore da una parte, un rigore dall'altra, prima Sala e poi Fiazza, che non l'ha tirato alla sua maniera, troppo centrale. Qui Menendez, e poi di cattiveria Leonardo Reggio va a domesticare questa pallina. Fiazza molto bravo in media vuelta, Righi lo contrasta, gancio ancora Fiazza, poi bravo Casari, va a Velasquez a fare velo e a consentire il recupero della pallina a Lazzari. Ora Velasquez, arriva Tessarolo, attenzione a Tessarolo in fase offensiva, attenzione Tessarolo, ancora la palla che sfiora il lato, poi va a colpire, a recuperare il rebound. Tessarolo contro Holban, ancora Riccardo Tessarolo, il numero 7 del Seregno, palla fuori per Lazzari, interviene adesso Velasquez che carica il tiro e colpisce Tessarolo, ma la palla resta lì con la punta del campane, poi Potenza su Fiazza, è una grande parata perché era un'azione un po' strana, una palla rimasta lì, Fiazza non ha messo la potenza e Potenza è riuscito a intervenire, non l'ho fatto apposta, giuro. Occhio intanto questa pallina che Casari rimette in mezzo e che Gioele Lazzari con ampia maestria va a recuperare. 19 alla fine, 2-0 per il Correggio, con un gol di Menendez e un'autorete di Riccardo Tessarolo. Ora Velasquez, Potenza chiude sul primo palo, è molto bravo, e ora Holban beccato da Menendez. C'è Casari, la palla ancora per Mauro Menendez, ancora Menendez e poi Velasquez lo aggancia dentro Menendez, bene per Holban e poi Righi. 6,5 andati via di questo secondo tempo, con il Correggio che ha trovato un casualissimo gol che si è fatto tutto il Seregno in casa. Situazione davvero che non vedevo da penso anni. Lazzari, ora Lazzari, Fiazza attaccato da Righi, poi sposta la porta Menendez. Questa pallina di Lazzari, ancora Righi per Menendez, va ancora da Righi, interviene Velasquez, occhio, bravissimo Righi, e qua Leonardo Reggio
un grande intervento, l'ennesimo grande intervento della sua partita. Ora Piazza va da Velasquez, esce in 9 secondi dalla propria metà pista, proprio all'ultimo istante Velasquez. Ora l'argentino viene spinto, Piazza, ancora Velasquez, gira dietro porta, poi Tessarolo va con la sponda, ma Casari capisce tutto, interviene. Velasquez va a chiudere su Menendez, Menendez perde 1-2 linee di passaggio, ma ha la pazienza di aspettare Olban, che ha un grande gancio e trova lo 0-3 dopo 8 minuti di questo secondo tempo. Correggio che adesso fa sul serio, la mette, va avanti di 3 reti con questo gol di Olban. Forse è concentrata troppo sulla parte offensiva il Seregno, ha un po' così lasciato con la coperta un filo corta il rientro difensivo. È già successo in un paio di situazioni, avete visto prima del gol, dove ha ballato un po' la difesa, adesso invece ha trovato la rete. Bravissimo Olban a sbilanciare Leonardo Reggio e andare a infilare con un bel gancio fatto a una velocità di esecuzione davvero notevole, è quella che ha consentito di sbilanciare il portiere del Seregno. Ora Piazza da lontano, Menendez la lascia lì, Velasquez, potenza! Ancora Menendez ha lasciato lì una pallina, Velasquez è andato vicinissimo al gol del 3-1. Seregno le occasioni le ha avute, Luca Potenza è stato bravissimo finora a non far ripiangere la qualità di Pippo Dimone, che davvero al Correggio manca il miglior portiere di tutta la Serie 2, dell'intera Serie 2. Attenzione, l'altra pallina che arriva a Reggio, a volte non te ne arrivano per 5-6 partite, in questo caso 2 in pochi minuti. Si sente dal pubblico, dagli spalti, urlare è lunga, però Seregno non è una squadra che così abbassa troppo ha una resa delle armi facili. Vi ho narrato più volte, qui Velasquez non riesce a recuperare, è un momento anche difficile per il Seregno perché non riesce a avere un ottimo grip in fase difensiva. In attacco fatica a trovare delle soluzioni fluide. Tessarolo, la deviazione di Velasquez, palla che esce di poco, vicino ancora al gol di Seregno, solo che non gli gira niente in fase offensiva, dove un Potenza ha compiuto un ottimo lavoro, ma non mai miracoli insomma come quello di fine primo tempo di Reggio o di inizio ripresa. Intanto chilometro che corre, poco più di 10 minuti alla fine. Allora Menendez prende velocità, apre per Casari, è bello anche il servizio in orizzontale per Olban. Ora Lazzari per Tessarolo, c'è Pedroni, eccolo qui, lo aspettavo al cancelletto, fra un po' magari anche Sala. Di là c'è Luca Baghi, Tessarolo all'angolo con un time out chiesto da Pardo, credo. Allora, forse la stop lamp per i 9 falli, accesa la torretta. Ora Piazza apre per Tessarolo, davanti a sé Manuele Pedroni, un fattore nel primo tempo con le sue accelerazioni, col dinamismo e la velocità di Manuele Pedroni. Ora Tessarolo va nell'angolo, Lazzari, gancio ancora Lazzari, Menendez lo spinge via, Righi su Piazza in marcatura, braccia lunghe per Edoardo Righi. Ora Velasquez gira dietro porta, va da Vaghi che apre per Lazzari, una deviazione nell'intersezione di 2 assi della balaustra che per commettere un rimbalzo difensivo
non corretto. Lazzari perde la sfera, ma è arrivata anche alla fine dei 45 secondi il Seregno. Adesso Pedroni che va da Caroli, anche lui è appena inserito in pista e usa molto bene la panchina. Pardo, il gol di Casari, la palla ha preso l'incrocio e è entrata. Secondo me era gol questo, Matteo, vediamo, perché io sono convintissimo che quello fosse gol. È risultato, secondo me la palla ha colpito l'incrocio dei pali e poi è uscita da dentro la rete. Al primo stop Matteo Corbetta ci proporrà in regia, Mauro Tettamanzi al cameraman ci proporrà questa azione. Ora Velasquez e poi Lazzari va in mezzo a due, viene contrastato bene da Casari che si sta ancora lamentando. Qua Pedroni, deviazione, palla alta, Caroli attacca Lazzari, si torna da Casari. Pedroni per Casari, ancora Manuele Pedroni, centrale, carica, trova il pattino, la palla colpisce il tetto della struttura del Palazzo Maschini. Era il time out, come vi dicevo era di Pardo. Matteo, vediamo questo, riesce a rallenti perché secondo me era una gran sassata di Casari. Grande Matteo Corbetta, tiro, però riesci a zoomare un attimino, non ce la fai? Dai, proviamoci, tanto vediamo un po' se riusciamo con un fermo immagine, se riesce a dare un fermo immagine Matteo, appena quando alza la mano, un attimo prima che alza la mano Reggio. Proviamo chiaramente, qui carica, qui ferma, la palla viene toccata da pallina, forse qui si vede ancora sul gomito di Reggio, vai avanti un frame, traversa palo e uscita, mi suggeriscono dalla regia. E in effetti la velocità era tantissima, questa del tiro di Casari, potrebbe aver visto giusto Fontana in questa occasione. Ci ha tirato vicinissimo allo 0-4 il BDL Minimotor Correggio. Si è partiti con 9 falli e dopo 13 minuti, sì, dopo 12 minuti si è ancora 9 falli a 8. Caroli adesso gioca anche un po' col cronometro. Fallo è di Caroli. Ora Febo davanti a sé Caroli Casari che però scivola anche Vaghi e poi si rialza. Attenzione, rigore per il Seregno, trattenuta di Caroli su Fiazza in mezzo all'area. Non so se c'aveva la ripresa Matteo, ma Mauro Tettamanzi è talmente bravo che riesce a prenderli. Vedete, visto, erano già allacciati in un body check di Ale Caroli. E dunque dai 5:40 Mauro Fiazza è il rigorista. Il gol in precedenza l'ha parato Luca Potenza. Vediamo cosa succede ora. Palla all'incrocio, palla dentro ed è il gol di Fiazza e quindi mantiene fede al suo 50%. 3-1 e la riapre il Seregno con il Correggio sempre a 9 falli e il Seregno a 8. Rigore tirato, come avete visto, diversamente da quello in precedenza, che insomma era battuto un po' non alla Fiazza, quindi invece questo è un rigore alla Fiazza, li tira generalmente così sotto l'incrocio con una gran sassata. Potenza e precisione tecnica per il ragazzo che veste la fascia da capitano, classe 2005, Mauro Fiazza, in stagione per Fiazza che sono 6 gol, la metà su rigore. 3-1, manca un quarto di partita alla fine, c'è tutto il tempo del mondo. Ancora Fiazza centrale, soprattutto se a dover chiamata, soprattutto se è chiamata a rimontare è il Seregno. Febo non arriva all'appuntamento con una pallina meravigliosa di Luca Vaghi.
Ora Fiazza, la palla centrale, la deviazione, occhio a Velasquez che però stoppa e tira con Santi Sala addosso. Pedroni, poi c'è la spinta netta di Righi su Febbo, non ravvisata, ma sbaglia il Correggio, occhio perché parte non un 2 contro 1 perché Sala riesce a anticipare Febbo. Passano i 5 secondi, comunque ancora la recupera. Febbo va ancora da Sala a storie tese tra i due. Pedroni dice vai via. Correggio che ha tutte dalla sua parte il levitare che scaramucci tra i giocatori e la bagarre, perché 11:30 avanti di 2 gol. Ora Sala vince l'ingaggio, va in sponda da Pedroni, stop, accelera Febbo, lascia lì la stecca. Pedroni si alza guardando Fontana e poi si concentra su Fiazza, taglia Velasquez al centro, la palla arriva a Velasquez, solo che ha la stecca dal basso verso l'alto, non riesce a schiacciare, il tocco è alto, ma poi prova ad andare da Fiazza ma sbaglia. C'è Pedroni che nel primo tempo su queste palline puntava la porta e adesso ordini e direttive dall'alto, e quindi bisogna giocare col cronometro, d'altronde è il miglior amico di una squadra avanti di 2 gol. Qui Vaghi, Potenza, la palla è in pista, bravissimo Luca Potenza anche col gioco di stecca, come Reggio che anticipa Righi e consente il recupero di Febbo. Ora Fiazza per Febbo, Fiazza da lontano, palla alta con Febbo che la recupera e poi attenzione perché infatti la palla alta la fischia adesso Fontana. Si parte con la palla alta e la punizione per il Correggio. BDL che adesso è in pista Ulban, Sala, Pedroni e Menendez, 2 ragionatori, Olban e Menendez, e 2 punte veloci come Pedroni e Sala. Qua Velasquez, attenzione perché attacca Pedroni, Pedroni tira, la palla è larga, Reggio fa buona guardia, Olban è dietro porta, recupera la pallina che è una palla 2 perché si è infilata nella rete della porta, della gabbia di Reggio. Lottano in una zona in cui le telecamere non possono arrivare, quindi è una palla 2 salomonica di Fontana. Intanto per 15 minuti non è stato fischiato un fallo di squadra e qui giustamente Pedroni mette la stecca prima, muove la pallina e da regolamento la palla è per il Seregno. Adesso avete visto Reggio è nato lì e Febbo gli ha detto no va in porta, va, e la va a toccare a Velasquez. Velasquez laterale di destra, si accentra, Santiago Velasquez va da Febbo, c'è la conclusione di Febbo molto bene sul primo incrocio, bravo a chiudere il palo e a rispondere Potenza. Poi Menendez pressato torna da Santi Sala, dentro per Menendez, la palla viene recuperata da Reggio che con grande maturità ha già assorbito e digerito l'errore. Poi Lazzari e Vaghi per Febbo, gira Febbo dai Santiago Velasquez, va l'argentino, cerca la punta di velocità, non c'è nessuno in area perché Vaghi si va a scontrare con Olban, è un ottimo difensore, ragazzi più giovani, vedete Vaghi e Olban. Ora Febbo, ancora Febbo, tocca una pallina deviata, bravissimo, ancora andare a recuperare la sfera, a leggerne la traiettoria, 4 secondi alla fine, vediamo Velasquez, mette in mezzo una pallina che nessuno tocca, si continua con Menendez, che quindi può ripartire, parte Menendez, ma è un'altra pallina persa, la seconda consecutiva da parte dell'argentino, bravo Vaghi a pescare Febbo, e poi Santi Sala, ottima posizione difensiva
poi Lazzari, attenzione sulla laterale, arriva Sala a chiudere, ancora Lazzari, ancora il 9, maglia bianco-verde, ancora Lazzari questa volta, Pedrone bravissimo, Manuele Pedroni andare a... attenzione però la mette in mezzo Velasquez e Potenza si salva, Potenza 2 volte, questa qua la palla era alta, che occasione per il Seregno, Velasquez, la palla era rimasta lì e time out ancora di... un Pardo che si arrabbia tantissimo, guardate solo Velasquez l'ha sassata e Potenza la prende praticamente addosso, ha fallito la palla del 3-2 il Seregno, ha avuto un'occasione colossale Santiago Velasquez, qua è il gol di Febo. L'allenatore del Correggio è lo spagnolo Ramon Pardo, che dunque ha chiamato il suo secondo time out. Il Correggio molto arrabbiato all'inizio del suo time out. Attenzione a Febo, Febo trova poi Vaghi, la palla resta lì e arriva, scusate, Vaghi che legge molto bene la palla che Righi respinge. Ora c'è Lazzari con Vaghi, Febo e Fiazza. Lazzari, la deviazione, l'anticipo di Santi Sala, sempre preciso, palla fuori a Gioele Lazzari. Febo taglia Lazzari, poi Sala lo spinge regolarmente, ovviamente fuori dall'area, la palla rimbalza lì, bravo Santi Sala, di taglio, ancora Sala, andare da Righi e poi Febo in anticipo, ma bravo Santi Sala, davvero un fattore, anche se non ha realizzato reti finora, 2 traverse nel primo tempo, ma tante giocate, avete visto anche l'anticipo difensivo e poi sempre la giocata giusta, qui Menendez per Sala in posizione di playmaking in questo istante, 10 secondi alla fine dell'azione offensiva del Correggio, 5 adesso, Menendez va a tirare, colpisce i parastinchi di Vaghi, fino ai 45 si è arrivati 2 volte il Correggio, 1 volta il Seregno. Ora Fiazza, la gran conclusione, la parata di Potenza che se la trova addosso, Potenza davvero tante palline di posizione con la spallina, ha respinto, ora Righi, poi Fiazza, Menendez, il fisico va da Righi, Correggio che ovviamente gioca di più col cronometro, a 6 dalla fine, avanti di 2 gol, è la cosa più giusta, anche se insomma è una squadra che ha nel DNA l'attaccare la porta sempre. Qui un fallo probabilmente su Righi, restano indietro Righi e Vaghi, ora rientrano, Fiazza che va a prendere la mira, Potenza interviene, poi Febo, la palla è lì, a una mano Lazzari, Potenza ancora e vediamo palla alta, sì, fallo di Lazzari. Seregno che adesso sta costruendo, Correggio che non punta più la porta di Reggio e gioca col cronometro, ma insomma giocare col cronometro da 7 alla fine, adesso c'è 5:43, 2 conclusioni di Fiazza e 2 pericoli con Potenza chiamato al lavoro. Qui c'è il fallo di Menendez ed è evidentemente il 10, troppo evidente questo blocco in movimento, in un'azione tra l'altro inutile perché è un blocco difensivo mentre tutta la squadra poteva salire, e dunque il Seregno a 5:38 ha una pallina dai 7:40, vediamo Lazzari e Velasquez, Lazzari dice lasciala a me e Velasquez
gliel'ha lasciata Vaiermano per l'argentino al numero 9 Gioele Lazzari. E dunque dai 7.40 Seregno che ha l'occasione di poterla riaprire, mancano 5.38, Lazzari contro Potenza, diamo il gancio che non c'è, ma c'è il gol di Gioele Lazzari e c'è una squadra che davvero non si arrende mai, è proprio il Seregno di Luca Giaroni a 5.35, 3-2, ve l'avevo detto che era troppo presto per giocare col cronometro. Correggio che ha puntato la porta, poi avanti 3-0, 3-1, ha troppo rallentato, giocando troppo col cronometro e senza rinunciando. Avete visto anche un paio di situazioni di Emanuele Pedroni che adesso è stato richiamato in panchina. Ora Sala per Menendez, occhio questa pallina. Menendez per Righi, che è Lazzari su di lui. Ancora Righi, dietro porta, grande lavoro di Edoardo Righi. Due finte, poi va da Olban. Ancora Olban, molto bravo a saltare, Fiazza, a creare le superiorità. Bravissimo Matteo Olban, nel 2007, davvero gran fisico, grande pattinata, ha fatto un gran lavoro qui Olban. Occhio perché Velasquez viene agganciato abbastanza anche nettamente, Fontana fa correre, adesso Menendez, la sassata sulla coscia di Lazzari che non dice niente, parte, va già di là, attenzione, Lazzari non ci arriva, Fiazza la palla alta per un niente, ha preso una pallinata pazzesca sulla coscia Gioele Lazzari, non ha detto beh, una sassata di Olban, è partito dall'altra parte come niente fosse, avrà un gran tattoo su quella coscia Gioele Lazzari perché Menendez è il più forte tiratore della categoria. Il tocco di Fiazza di taglia sulla palla che salta, ha preso un giro, ha fatto un pallonetto, occhio qua, fallo di Menendez netto su Fiazza, ma va dall'altra parte ancora Olban, è bravissimo questa volta Leonardo Reggio, può andare dall'altra parte in Seregno, Velasquez, arriva Febo e Potenza toglie questa pallina, ora Velasquez con Righi che va via all'argentino, media vuelta di Righi che si scontra contro Fiazza, non c'è fallo per Fontana, Velasquez, Potenza, la parata, forse la più bella, ancora Velasquez, questo è il rigore nettissimo che Giorgio Fontana vede, Menendez non bene in questo momento perché ha creato lui il fallo e adesso il rigore lo cavalca Pardo in fase difensiva, giocatore con maggiore esperienza e attenzione perché a 4.16 dalla fine, dai 5.40 va Mauro Fiazza contro Luca Potenza, c'è un giallo in panchina in faccia a Marco Tremolada. Seregno sotto 0-3, allora, Fiazza aspetta Potenza che vada, in realtà il giallo è andato a Tremolada che viene catechizzato da Simone Brambilla e gli sta facendo uno shampoo. Simone Brambilla è bravissimo, arbitro di livello internazionale, adesso è lì chiaramente qui è ausiliario, ha fatto uno shampoo a Marco Tremolada notevolissimo. Ora Fiazza contro Luca Potenza, 4.16 dalla fine, attenzione perché il Seregno era sotto 0-3. Vediamo Mauro Fiazza, la battuta, la palla alta e questo non è un rigore da lui, giro dietro porta e poi tanto tempo prima della battuta probabilmente ha pesato anche sull'esecuzione. Ora Velasquez, deviazione, fotografo ha rischiato vita e macchina fotografica. Ora 4-0-5 a Potenza a pulire la maschera. E dunque occasioni che ce ne sono state, certo è stato fischiato mi sembra un solo fallo di squadra in tutto il secondo tempo che era veramente colossale. Adesso Menendez ha rischiato per complendo con questo fallo rigore per il Seregno. Va Luca Potenza tra i pali, è salvato dal tiro di Fiazza che è uscito sopra la traversa. Ora Velasquez, 3 rigori, 1 su 3, 33,3% di esecuzione per il capitano che ha il numero 3 sulle spalle. Ora Febo per Lazzari, vada proprio da Fiazza, attenzione da lontano, la deviazione di Menendez, pericolosissima.
E ora Velasquez, sempre Seregno, che però in questo finale di partita ha molto di più del Correggio. Va a giocare a due con due giocatori molto alti, ma stanno passando tanti secondi. Seregno non sta costruendo, però va fuori da Lazzari, si carica la conclusione e la palla che esce di un niente sulla spizzata di Santi Velasquez. Ha rischiato un deflection goal, visto che in questo periodo olimpico l'hockey ghiaccio imperversa, e così è. Ora Menendez vicinissimo al 3-3, prima col rigore e poi con la spiazzata, la spizzata. Ora Lazzari in angolo per Velasquez. Adesso Correggio che praticamente ha smesso di giocare. Adesso Lazzari, ancora Giuliano Lazzari, gira dietro porta, attaccato da Sala. Lazzari si libera molto bene, poi Potenza non tocca questa pallina, arriva Lazzari prima di Olban, però Olban salva, parte Menendez, Febo non lo tiene, Menendez va dall'altra parte, fa protezione, 2:39 alla fine. Da Edoardo Righi, gira dietro porta, Febo lo aggancia, cioè lo aggancia nel senso, lo aggancia difensivamente, lo tiene. Poi c'è un cambio difensivo, fallo di squadra contro Lazzari che tiene Righi impedendogli di involarsi verso, di tagliare verticalmente. Lazzari però ha usato le mani, quindi correttissimo, non fallo fischiato da Giorgio Fontana. Ora Sala va a centrale per Righi, con la Righi dietro porta, poi bravissimo a usare la sponda, ma solo che arriva Santiago Velasquez ed è una pallina per lui. Velasquez, la palla larga di un niente. Adesso Seregno che ha avuto almeno 3 palline nitide per il pareggio e Correggio che ha smesso di attaccare la porta di Reggio. Ora Righi sale 1:47. Olban che trova Fiazza troppo veloce, troppo rapido nell'andare contro l'avversario. Qui Menendez 18 secondi alla fine, qua Reggio va a tirare Olban e impegna Reggio. Ora Velasquez 1:27. Vediamo che Seregno toglie Lazzari, mette Tessarolo, il caro Tessarolo dentro. Potenza si salva con questa parata all'incrocio, è andato a togliere a Luca Potenza, molto bravo, tiro non potentissimo, ma è riuscito ad alzare il gomito destro, a togliere questa pallina che sarebbe entrata all'incrocio opposto. 74 secondi alla fine, sempre 3-2 per il Correggio, ma Seregno che ha avuto tante occasioni, almeno 4 nitide. Deviazione! Santiago Velasquez a 1:12. Dai, il Correggio ha smesso di attaccare la porta del Seregno, è arrivato il gol di Santi Velasquez, è davvero così quasi senza senso la parte tattica di questo Correggio che a 7 dalla fine ha smesso di attaccare la porta e così concedendo dei possessi gratuiti, quasi come se la partita non fosse finita. Questa credo che sia la 7ª rimonta di questo pazzo campionato del Seregno, sotto 0-3 quando alla fine mancavano 17, anzi no, 12:52, mancava un quarto di partita. Seregno che era sotto 0-3. Fiazza, Lazzari e Velasquez 3-3 a 1:12 dal termine. Occhio perché non è finita. Tanto nelle altre partite netta vittoria dell'Erbassano, 6-1 al Valdagno e 4-0 del Montecchio a Attiene, ma il Montecchio di questo girone di ritorno dal Santo e Català è un'altra squadra. Occhio, attenzione perché gira dietro porta Reggio, gran numero. E ora Fiazza, attenzione a Fiazza che prova ad andare di là. 57 secondi al termine. Tra l'altro Correggio sarebbe andato in testa perché il tiene perdendo a Montecchio. Qui Fontana adesso fischia con Geroni che urla a Febo e dice portala giù.
adesso va nell'angolo Velasquez per Febo. Ora riesce a venire via dalla marcatura di Sala Febo e andare da Fiazza per Santiago Velasquez e poi Mauro Fiazza. Incredibile davvero. Occhio a Velasquez, 27 secondi alla fine, c'è ancora non so se è un guante o la ginocchiera per terra. Occhio a Sala, la palla fuori, poi non può intervenire Reggio, la conclusione di Menendez. Occhio perché Fiazza va di là, il Seregno può dare il contropiede. Velasquez arriva l'intervento adesso decisivo di Righi perché era un 3 contro 2. Qui c'è Febo, qua schiacciato in balaustra. Questo è un bruttissimo intervento di Santiago Sala che prende anche un cartellino che credo sia blu. Questo è brutto perché voglio rivederlo, perché è arrivato schiacciando Edoardo Febo. Ricordiamo, Edoardo Febo è un ragazzo che è vivo per miracolo dopo l'incidente stradale. Sì, questa è una spinta davvero vigliacca di Sala alle spalle, proprio per far male, perché qui è andato col corpo senza stecca. Un blu, anche un arancione. Correggio che ha buttato via una partita che aveva in mano e che è riuscita ad andare 3-0 grazie a una frittatona colossale della difesa e un infortunio di Reggio, che poi in realtà Reggio si è dimostrato un gran portiere. 2 secondi e 27 alla fine, ma Seregno che credo mantenga anche l'espulsione a 2 secondi dalla fine può valer niente. Velasquez, la deviazione, clamoroso il Seregno recupera dallo 0-3 il Correggio che si è trovato sotto sul 2-0 con un autogol di Tessarolo da 30 metri, sembra veramente difficile da spiegare. Poi ha trovato il 3-0 con un gran gol di Olban. Poi improvvisamente sul 3-1 firmato da Fiazza su rigore ha smesso di attaccare la porta seregnese. Il Correggio ha incassato il 3-2 e poi il gol di Santiago Velasquez, del figlio del Molo, di un meritatissimo pareggio per quanto si è visto soprattutto nel secondo quarto di partita, dove ha davvero attaccato la porta di Potenza creando un gran numero di occasioni. Correggio che ha proprio abbassato il proprio livello di gioco dell'ultimo quarto di partita, direi inspiegabilmente, anche perché nel primo tempo aveva letteralmente dominato 2 traverse, ma proprio una velocità di esecuzione superiore. E dunque resta una sola la sconfitta della stagione e questa credo che sia la 7ª rimonta da 3 gol, da 1-4 a 5-4 all'andata. Anche qui col Sandrigo era sotto 3-1 a un minuto dalla fine, con Roller e Coaro anche l'ultima in casa era sotto 3-0, ha vinto 4-3. Incredibile questo Seregno che quindi mantiene in classifica, si avvicina al tiene 23, Correggio 21, Seregno e Trissino con il Montecchio a quota 20. Il Trissino ha una partita in meno ma non fa classifica, sono staccatissimi adesso il Sandrigo e che ha quota 12 insieme al Roller Bassano, ma mancano sempre meno partite alla fine. Lo ricordiamo, prima 4 si qualificheranno ai playoff. Nell'altro girone di Serie A2 in testa c'è, sapete, il Forte, ma il Forte non fa classifica e quindi Camaiore, Scandiano, Matera e Pumas, queste saranno le 4 certe che andranno a giocarsi i playoff, anche se non è matematica, ma proprio la qualità di Camaiore, Scandiano, Matera e Pumas. E saranno dei quarti incrociati che ricordiamo inizieranno mi sembra nel weekend del 21 di aprile. Comunque il 14 si chiude la Serie A2, poi successivamente il 14 di aprile si chiuderà la Serie A2 il 19 aprile si chiuderà la Serie A2 col 18° turno. Il Seregno giocherà in casa del Recoaro e dopodiché dalla settimana successiva si partirà con i playoff e, come vi dicevo, le prime 4 affronteranno in diverso ordine di classifica, ovvero la prima con la quarta, la seconda con la terza e poi viceversa le altre, girone A e girone B.
Seregno che adesso si porta a tanti punti sopra le ultime tre, che giocheranno in play-out, il Valdagno a 9, il Montebello a 7 e il Recoaro è a 3. Direi che davvero la stagione del club della presidentessa Roberta Raimondi, direi che meglio di così non poteva svilupparsi, quando ormai mancano alla fine 7 partite, solo 7 partite per il Seregno. Si prospetta davvero un finale di campionato con mezzo passo dentro ai playoff. Direi che è tutto. Io ringrazio gli amici di Correggio che so che erano numerosi. Faccio un saluto fraterno a Francesco Ferrari e a Toto Bastias. Il problema del Seregno è questo, che fino a che non suona la sirena non è finita, lo canta anche Giovanotti, non è finita fin quando non è finita, e per il Seregno vale come dogma di questa stagione. Ringrazio Mauro Tettamanzi, cameraman splendido, mi hanno fatto anche i complimenti Paolo Morandotti dicendo che passando da Vercelli, passando dalle Olimpiadi a Seregno, la qualità anzi è quasi superiore. Voglio vedere gli half pipe e sparare in biathlon. Matteo Corbetta, che stasera ha avuto un gran lavoro al replay. Da Paolo Virdi è tutto, noi ci risentiamo alla prossima, buona serata a tutti.